Bentrovati, nuova puntata di Die Pro Die. Quest'oggi siamo in compagnia di Giovanni Ruiu, che ha fatto parte comunque del consiglio provinciale della provincia di Sassari. Siamo a Sassari, caro Giovanni, ci siamo già visti qualche giorno fa a parlare di candelieri, oggi ci rincontriamo, questa volta parlano invece di politica. Primo tra i non eletti nell'ultima... Primo nelle non eletti nelle liste dei sardisti. Nelle ultime votazioni. Esatto. Un po' di rammarico, perché comunque mi manca la vita amministrativa, ho lavorato tanto, mi è piaciuto, lo rifarei e lo rifarò sicuramente. Cosa è successo secondo te? Niente, forse abbiamo un po' peccato di presunzione, perché pensando di andare col centrodestra pensavamo che l'onda berlusconiana ci potesse dare una mano, invece così non è. A livello locale vince il centro-sinistra, a ragion venuta, perché comunque niente da che dire, Gianfranco Canavo ha lavorato bene, Alessandra, anch'io facevo parte di quella coalizione, abbiamo lavorato bene e oggi ci troviamo in una condizione che così, adesso sono di nuovo a cavallo. E Giovanni, ci sono proprio delle parole, no, che definiscono anche quelle che come dire, sono i nuovi pensieri politici a livello nazionale. Parole che non sto a dire perché sono anche un po' bruttine, voglio dire, se uno la va se uno va a dirla, no? Ma senza parlare di parole e definire, insomma, ma questo passaggio, secondo te, dal centrodestra al centrosinistra, dal centrosinistra al centrodestra, dal centrodestra, non va a confondere un po' quelle che sono le idee anche di chi va alle urne e vota? Domanda. Ma io un po' pensi? Penso, ne faccio un racconto storico, sì, no, della nostra politica. Noi vivevamo negli anni 80, negli anni 70 con il pentapartito, ovvero dove c'erano 5 partiti che governavano il nostro Stato. Poi ci siamo trovati a un periodo il duopolio, con Tangentopoli, eccetera, tutte le storie le conosciamo, e quindi abbiamo trovato il duopolio. Però questa separazione netta ha fatto sì che comunque delle anime cristiane di quel centro, di quella DC, quella balena bianca, che un po' sono andate a destra, un po' sono andate a sinistra. Molte volte certi argomenti che spesso riguardano anche la religiosità o la cristianità di ognuno di noi vanno a confluire o ad avere attrito con quelli per esempio del centro-sinistra, della sinistra, che riguarda l'aborto, l'eutanasia, insomma, eccetera, eccetera, che non vado qui. E quindi questo passaggio molte volte è anche dato da questo fatto, da un fatto storico di cercare una propria identità. Oggi in questo panorama politico si sta sviluppando un'idea nuova, un terzo polo. E tu dici che comunque sta cambiando, il bipolarismo va forse a finire? Forse. Io penso di sì. Penso di sì, perché comunque chi teneva sul bipolarismo è Berlusconi, c'è Berlusconi e Bersani dall'altra parte. Oggi l'aria vedo che tira anche verso il centro, con l'unione di forze che anche da poco si sono incontrate e hanno fatto sì che nasca un nuovo centro, un centro con le stesse idee, un centro che ha voglia di camminare tutti insieme e di sviluppare quelle idee che ci avevano lasciato la cara e vecchia DC, post Tangentopoli. I sardisti che si dividono, alcuni da un partito ne fanno due, quelli passano a destra, quelli passano a sinistra, uno non capisce più niente, dice ma scusa, ma queste ideologie, di che cosa, cioè a chi dobbiamo credere? A chi dobbiamo far riferimento un domani? Ora io ti chiedo questo, anche se tu in realtà adesso hai un nuovo incarico, sei passato comunque dai sardisti, adesso hai cambiato anche tu il sistema, cioè la tua ideologia politica, non ti sei trovato bene probabilmente proprio in quello che io stavo dicendo, in queste divisioni che ti portano da una parte e dall'altra, e oggi hai fatto una scelta. La tua scelta è di stare con l'UPC, Unione Popolare Cristiana, un partito di centro, un partito moderato. Di centro, un partito di centrodestra, un partito di centrosinistra? Centrosinistra fondamentalmente, oggi ci rispecchiamo comunque più centro che sinistra, ecco, questo è un partito che ha voglia di emergere, un partito che ha fatto 28.000 voti in Sardegna totali, un partito che ha serie probabilità di venire fuori da questo caos, come me l'hai posto tu, politico, dove vediamo tante idee che poi confluiscono sul niente, sull'aria fritta, eccetera. Noi abbiamo il nostro programma che è di rilancio
del lavoro soprattutto, perché la tristezza in questa nostra Sassari, in questa nostra provincia è proprio il lavoro in primis, e poi di arricchire tutto uno sviluppo di idee che hanno comunque come radice comune questa cristianità che non è da trascurare, perché oggi in mancanza di valori che purtroppo non ci sono in giro, se ci facciamo riferimento di nuovo a una cristianità, una religiosità forte come quella della cristiana, potremo arrivare a un risultato che aiuta soprattutto le persone indigenti, che va incontro alle problematiche delle persone, che sui servizi sociali del proprio tornaconto, insomma cercheremo di spenderci per la popolazione sarda e italiana. Il tuo nuovo incarico all'interno poi di questo partito qui in città o in provincia, sì, non so, quale sarà esattamente il tuo nuovo compito? Allora, io sono responsabile, sono segretario degli enti locali, per gli enti locali a livello provinciale, quindi... Che significa? Che significa che devo raccordare la provincia e tutti i 66 comuni. Un compito arduo in questo periodo, anche perché sappiamo i tagli che ci sono stati all'interno dei bilanci dei comuni, l'annullamento delle province, quindi insomma dobbiamo riportare un pochettino di più serenità nei confronti dei nostri consiglieri. Come? Facendo prima di tutto dei convegni e dei comizi che possano far sì che che si rilanciano un po' gli enti locali, perché gli enti locali, passiamocele fra noi, stanno diventando per loro come una mangiatoia, quindi non è così. Voglio far cambiare l'idea, perché il politico prima di tutto lo fa perché è dedito ad aiutare le persone, non lo fa perché comunque ha bisogno del gettone o di qualsiasi altra cosa. È importante comunque darci un ridimensionamento tutti a livello di monumenti per quanto riguarda il politico, sia anche a livello dirigenziale, funzionario, eccetera, eccetera, anche dell'apparato che c'è all'interno degli enti locali. Quindi rivisitare un po' le posizioni di tutti. Noi Giovanni ti ringraziamo, siamo praticamente quasi al termine, non so quanti secondi o minuti manchino ancora per arrivare al termine, mi dicono 2 minuti, quindi possiamo ancora dire qualcosa in riferimento comunque a questo tuo nuovo incarico che sicuramente ti darà del filo da torcere, perché sì, non è molto semplice poi, no? Non è semplice, ma è un qualche cosa che lo vorrei fare rilanciare, perché il nostro partito prima di tutto crede nelle istituzioni. Cosa fondamentale, d'altronde già nel 1948, quando abbiamo fatto la Costituzione, si parlava di province, di comuni, addirittura di circoscrizioni ed di regione. Insomma, abbiamo il dovere di credere nelle istituzioni, di rilanciarci un po' tutti, perché comunque non tutti sono uguali, voglio dire. Quindi riprendere in mano le istituzioni, darci una linea programmatica tutti insieme, di modo che possiamo avere delle priorità sulle quali, stanti i bilanci residui, lavorare. E dopodiché, come possiamo andare avanti e cercare di arricchire ancora di più il nostro bagaglio, piano piano si potrebbero risolvere i problemi principali, che ripeto che sono i problemi principali. Allora, giusto per stare in chiusura, secondo il tuo pensiero, Giovanni, tu che sei comunque un giovane che fa la politica e che comunque vive ogni giorno insieme al popolo, insieme a me, insieme a Sergio, il nostro operatore, insieme insomma, a tutti gli altri, sai, i giovani forse sono un po' più spigliati, non lo so, non hanno quel bagaglio storico che ci abbiamo lasciato alle spalle. Tre cose sintetiche, sì, secondo il tuo pensiero, per arginare quella che è questa crisi che sta attanagliando la nostra città, la nostra provincia, la nostra regione. Sai che la regione Sardegna è una delle ultime in Italia. Tre cose importanti. Lavoro. Lavoro, come lo trovi il lavoro? Rilanciando il turismo, prima di tutto, e guardando più con l'aspetto dell'ambiente. Quindi l'immondizia, il riciclaggio dell'immondizia, il trovare nuovi sistemi di pulizia e soprattutto arricchendo la nostra Sardegna di quelle che sono le sue priorità, ovvero le nostre tradizioni, i nostri prodotti di nicchia, sviluppare questo tipo di discorso che potrebbe... Qualcosa che può avere a che fare anche con l'agricoltura. Con l'agricoltura, d'altronde... Anche perché i giovani agricoltura ormai... invece non c'è nessuno andare in campagna. Purtroppo adesso. Dobbiamo riprenderla in mano, perché comunque certo, l'industria purtroppo sta chiudendo, certo, questa chimica verde è un grandissimo punto interrogativo. Secondo? Il secondo sicuramente è il rilancio, come detto, turistico e quello culturale, che già facciamo bene, però dobbiamo ancora di più impegnarci.
E il terzo sicuramente è il rilancio dell'edilizia. L'edilizia che purtroppo sta annaspando, l'edilizia è il motore principale per tutti, perché comunque all'intorno dell'edilizia c'è tutto un settore di contorno che può agevolare. Io parlo degli idraulici, degli elettricisti, dei muratori, insomma di tutte, e porta reddito. La cosa fondamentale è questa: creare reddito. Oggi purtroppo, e chiudo, il reddito è solo fatto dalle pensioni. Il nostro reddito è prodotto dalle pensioni, è una cosa che non possiamo accettare e non vogliamo accettare da sassaresi, da sardi e da italiani. Speriamo che tutto questo ci possa dare la possibilità un domani di vivere in un modo migliore, e che la Sardegna comunque risalga un po' quelli che sono anche i canoni di tutta la nazione, perché siamo tra le ultime regioni. Faccio un appello: rimbocchiamoci le maniche, che è tempo. E ragazzi, dobbiamo stringere duro i tempi, perché purtroppo la crisi è mondiale, ma qua che noi eravamo l'ultimo settore si sente ancora di più. Abbiamo forza e crediamo nelle istituzioni, perché è importante. Grazie Giovanni Ruiu. L'appuntamento per quanto riguarda DIEPRUDI naturalmente è rinnovato alla prossima puntata. DIEPRUDI è giorno per giorno per raccontare tutto ciò che succede nella nostra isola. Noi da Sassari in questo momento vi salutiamo, siamo in Piazza Zuni, l'appuntamento è rinnovato alla prossima, ricordandovi sempre di visitare più spesso i nostri centri storici, che ne vale la pena. Ciao a tutti, arrivederci.